Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, buon anno. Sono particolarmente contenta di presentare il progetto ricerca di oggi per varie ragioni. Allora, quando è stato inoltrato il bando della Fondazione di Venezia, che ringrazio perché è proprio grazie alla Fondazione che noi abbiamo potuto dar corso a questo progetto, subito il professor Guidarelli, che è il nostro socio e anche il direttore della nostra rivista, si è affrettato e ci ha presentato questo progetto, che corrisponde ad altri progetti che sono stati fatti per altre insule a Venezia. Abbiamo subito trovato un accordo con l'Università di Padova, che pure ringrazio, e vedrete i risultati. Noi ne siamo molto contenti perché noi siamo abituati a vedere i nostri bellissimi campi così come sono e non riusciamo forse a immaginare, se non siamo architetti o storici dell'arte, come erano, come si sono trasformati, cosa è accaduto di questi edifici. E in questo campo insistono degli edifici molto molto importanti. Partiamo da questo perché sono la padrona di casa, ma abbiamo la chiesa di San Fantin e abbiamo la Fenice. E quindi quando il professor Guidarelli mi ha proposto questa cosa non abbiamo avuto nessun dubbio nel dar corso al progetto, che ha visto anche l'adesione della Curia e anche della Fenice. E sono anche particolarmente contenta perché è un progetto che ha visto coinvolti degli studenti che adesso vedete qui nel nostro palco, che hanno lavorato egregiamente sotto appunto la direzione dei professori e hanno confezionato un prodotto importante, tant'è che proprio prima ho detto che se riusciremo a fare un percorso guidato del nostro Ateneo, certamente il loro lavoro sarà, come dire, la nota di ingresso al nostro istituto. E quindi grazie anche agli studenti. Io credo che questo esame sia passato, vero professori? Credo che l'abbiano passato egregiamente. Non so che voto sia stato dato, ma credo che il voto debba essere alto. Quindi grazie a voi, noi vedremo il risultato di questo lavoro e i miei sono solo dei saluti. Lascio la parola ad Andrea Giordano, che è direttore del Dipartimento ICEA dell'Università degli Studi di Padova, che prego di accomodarsi, e successivamente, non ha bisogno di presentazioni, Don Gianmatteo Caputo, direttore Ufficio Promozione Beni Culturali del Patriarcato di Venezia, che ringrazio. Prego. Grazie, ringrazio la direttrice dell'Ateneo Veneto. Questa è stata veramente un'ottima occasione, grazie anche al fondo che abbiamo avuto per poter svolgere questo lavoro e alla collaborazione con tutti gli altri partner. La cosa più importante che voglio sottolineare non è l'importanza del lavoro che hanno svolto, ma dal punto di vista interdisciplinare, che è fondamentale, tant'è che il titolo, vedete, è ricerca storica, digital humanities e arte. Sono aspetti che hanno a che fare con un apparato interdisciplinare che coinvolge più di una competenza. Ma poi la cosa più importante è poter, come già ha detto la direttrice, poter comunicare tutto questo, e sarà bello se potrà essere quello che hanno realizzato i nostri studenti, ma ora già laureati, e che tutto quello che hanno realizzato possa essere un elemento comunicativo anche in ambito locale, in ambito cittadino, in ambito urbano, ma anche in ambito turistico, come è fondamentale per la comunicazione. Ringrazio anche Gian Mario Guidarelli per
tutto quello che ha coordinato all'interno di questo progetto, e la cosa più importante è anche tutto l'impegno che c'è stato in termini critici nel confronto di più aspetti dal punto di vista anche per la lettura di quello che era quella che era l'evoluzione storica di una città di questa importanza come Venezia. Ringrazio tutti. E la parola... Ecco. Allora, buonasera a tutti intanto e grazie a quanti sono presenti e anche a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto. Io sono qui prima di tutto per un saluto e per un ringraziamento a coloro che hanno lavorato nello specifico di questa iniziativa estremamente interessante che mi ha visto coinvolto al di là dell'amicizia personale con il professor Guidarelli, anche dal punto di vista, tanto che mi sono ritrovato poi nei nomi citati nell'ambito del progetto, anche dal punto di vista scientifico dell'elaborazione del progetto. Perché? Vedete, anche senza esplicitarlo, in particolare con gli studenti, ma Gianmario lo sa bene, io ho una visione della memoria un po' diversa da quella che spesso si ha, che è il fatto che la memoria non è un dato fisso, la memoria è un fatto dinamico. Quindi la comunicazione genera la memoria. Ed è proprio in questa comunicazione che diventa fondamentale la conoscenza del dato, che quello sì è fisso, ed è fissato anche nella storia, nel luogo, nel toponimo, nell'edificio, nell'opera d'arte, ma poi lo ritroviamo anche in quella trasmissione che viene fatta, che diventa tanto più significativa quanto più noi riusciamo a ricostruire questa dinamica di comunicazione e quindi quel racconto che poi alla fine ci viene offerto. Ora, la cosa che più mi incuriosiva di questo progetto, cerco di dire tutto subito, mi ero riservato l'idea di parlare alla fine, ma siccome sono in partenza domani e non vorrei che mi chiamassero per le ultime urgenze, allora preferisco dire qualche cosa prima, anche se non avete ancora visto il risultato finale. Dicevo, la comunicazione che si genera nel percorso della memoria diventa per noi fondamentale perché abbiamo la necessità di mettere insieme, come mi veniva ricordato ora dal docente, una serie di discipline differenti di cui spesso non teniamo conto delle relazioni ma anche delle differenze che esistono, e di conseguenza ci troviamo il più delle volte ad approfondire tematiche in maniera univoca senza ricostruire il tessuto del reale vissuto di un luogo, di un'esperienza, del significato di un'area, per esempio, della città come questa. Ecco. Se io approfondisco una tematica architettonica e analizzo dal punto di vista architettonico questa insula, finisco con ritrovarmi molti elementi che possono illustrarmi epoche, stili e quant'altro, ma che mi fanno perdere la dimensione celebrativa dei luoghi più riferiti al culto, oppure artistica, legati per esempio in questo caso alla Fenice, e tutti quegli elementi che poi hanno tessuto la storia di questa piccola parte di città. Quindi ecco, questa dimensione multidisciplinare, interdisciplinare, diventa fondamentale proprio anche nel meccanismo narrativo, per recuperare l'autenticità della memoria di un luogo e anche il suo valore oggettivo. La seconda cosa che mi ha colpito di questa ricerca, nella quale mi sono sentito coinvolto di striscio ma con molto piacere, è il fatto che qui abbiamo la prova che la ricerca si fa con gli uomini, con le donne, con la testa e non con il dato. Cioè l'analisi critica
non è il frutto dell'intelligenza artificiale, anzi, tutt'altro, perché l'intelligenza artificiale usa algoritmi, usa dati che abbiamo inserito noi e che spesso ci potrebbero portare anche fuori strada. La ricerca va fatta con le persone che si mettono a studiare, a mettere insieme tutti quegli elementi che possono criticamente costruire questa modalità di narrazione che deve rimanere sempre aperta, e per questo è una memoria dinamica, perché magari ci sono dei risultati che mancano ancora a questo buon, ottimo risultato raggiunto, e potranno essere raggiunti ulteriormente, ma non ce li darà un sistema più approfondito di analisi dei dati, non ce li darà una capacità di mettere in relazione elementi diversi. Ce lo darà soltanto la possibilità di approcciare più contenuto e più verità in quello che è il dato storico che abbiamo ritrovato. Allora, so che sto ragionando su cose in astratto, per cui non avendo visto il risultato voi non capite, ma vi accorgerete alla fine che potrete dire che questa non è la classica audioguida o videoguida che viene proposta da chiunque, con professionalità, con qualità e quant'altro, ma con il risultato di aver messo insieme una buona narrazione del territorio e basta. Qui c'è una ricerca molto approfondita che poi ha fatto la fatica della sintesi, no? E una illustrazione e presentazione che secondo me sono di un livello più che qualitativo, più che quantitativo per le informazioni che ci sono. Sono proprio di un livello storico e attuale fondamentale, perché possiamo leggere negli oggi alcuni contenuti che vediamo e possiamo anche leggere la storia attraverso i dati di cui disponiamo oggi. Ecco, perdonate, questa inserzione fatta in anticipo rispetto a quello che dovremo vedere, però appunto sapendo che forse non potrò fermarmi fino alla fine, avevo piacere di dire questo perché è il mio modo per dire complimenti non solo a chi li ha guidati ma anche agli studenti che hanno raggiunto questo ottimo risultato. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Gianmario Guidarelli e sono qui insieme a Tommaso Sandon, Carlotta Zaramella e Erika Baldini per presentare uno degli esiti della loro ricerca. Uno dei principi attuali della gestione delle università italiane è la compresenza e l'intreccio fra le tre missioni dell'università. La prima che è la didattica, la seconda che è la ricerca e la terza che è la ricaduta sulla società degli esiti delle ricerche e della didattica dell'università. Allora io penso che questi tre neolaureati in ingegneria edile e architettura dell'Università di Padova hanno dimostrato come è possibile seguire questa filiera in verticale intrecciando fra di loro questi tre aspetti. Perché? Perché ognuno di loro, prima di tutto, si è laureato, ha fatto una ricerca sull'insula di San Fantin collaborando insieme. Sul Gran Teatro La Fenice, Tommaso Sandon, Carlotta Zaramella sulla chiesa di San Fantin e Erika Baldini sulla ex scuola di San Fantin, oggi Ateneo Veneto. E questa tesi ha portato appunto alla discussione di tesi. Tommaso e Carlotta si sono laureati nel dicembre del 23 e Erika nell'aprile del 24. In questo momento si stanno avviando verso una carriera di ingegneri, ma quello che noi oggi vedremo è l'esito della loro ricerca di tesi, che poi è stata sviluppata in 3 borse di ricerca che sono state attivate in base a una collaborazione, una convenzione fra l'Ateneo Veneto e il Dipartimento ICEA, Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università di Padova, come vi è stato detto prima, grazie a un finanziamento della Fondazione di Venezia nel bando Cultura 2023. Quindi vediamo che c'è una rete di enti, una rete di significati
che ricade tutto sul lavoro di questi 3 valenti neolaureati in ingegneria edile e architettura. Qual è lo scopo scientifico di questo lavoro? Non è soltanto la produzione di 4 video, che ora vi verranno presentati, di 4 video che sono stati pensati come uno strumento di alta divulgazione per gli turisti, per i cittadini veneziani. Sono 4 video di cui elaboreremo con l'Ateneo Veneto una strategia di diffusione a partire dal caricamento su YouTube, ma anche con altri supporti, e alta divulgazione. Quando parliamo di storia dell'architettura e della città, perché di questo oggi parliamo, non di arte, di scultura o pittura, quando parliamo di storia dell'architettura e della città, abbiamo a che fare con discipline e con oggetti non di immediata comprensione. Lo spazio, soprattutto nel suo sviluppo storico, si intreccia continuamente, come ha detto prima Don Gianmatteo Caputo, con la vita, con il vissuto. Gli spazi sono sì determinati da edifici che pesano diverse tonnellate e questi edifici organizzati fra di loro vanno a formare il tessuto urbano. Ma tutto questo come esito di una vita collettiva, comunitaria, che ne ha determinato non solo le funzioni, ma anche la forma e la reciproca organizzazione fra di loro. Ora il punto è che siamo partiti da un dato di fatto, cioè che l'insula di San Fantin è una delle più piccole di Venezia, una delle più centrali, e una delle poche in cui un campo molto piccolo che sta al centro dell'insula è molto monumentale, è stato progressivamente monumentalizzato dalla costruzione di 3 edifici nel corso di costruzione e ricostruzione di 3 edifici che ne determinano la forma e l'immagine urbana, appunto la chiesa, la scuola di San Fantino e il Gran Teatro La Fenice. Tutto questo però parla di una insula che ha una struttura simile a molte altre insule di Venezia. Sapete che Venezia è fatta di cellule, no? Ogni insula ha una struttura abbastanza simile, abbastanza omogenea e standardizzata. La chiesa, il più delle volte parrocchiale, al centro di un campo attorno al quale si sviluppano un tessuto residenziale, commerciale, produttivo, innervato da calli che poi si collegano alle altre insule adiacenti attraverso dei ponti. Ecco, tutto questo è stato raccontato in questi 4 video. Durante la loro ricerca, però, sono venute fuori anche delle novità importanti, che sono dovute non soltanto a un lavoro bibliografico, ma anche d'archivio. Vedrete alcune interessanti novità che sono dovute non solo all'uso delle digital humanities a partire dalla modellazione digitale, cioè i 3 relatori di oggi sono partiti dalla consistenza materica e geometrica degli edifici e degli spazi urbani, ma anche da un approccio multiscalare, ovvero sia la lettura degli edifici, che ricordo sono ognuno spazi di vita, ognuno con delle funzioni che sono evolute nel corso dei secoli. Ognuno di questi edifici, la forma di questi edifici è profondamente condizionata dallo spazio urbano. Così come lo spazio urbano evidentemente è condizionato dalla presenza di questi edifici a partire dalla monumentalizzazione del campo. Vedrete che però questo concetto, così difficile da visualizzare, ricade anche a una scala più piccola, all'organizzazione stessa di quest'aula. L'organizzazione originaria di quest'aula, lo vedrete in uno dei video, è condizionata dalla forma delle calli e del tessuto urbano in generale attorno all'edificio. Tutte queste ricerche che hanno portato prima alla discussione di tesi, poi l'elaborazione dei video grazie alle borse di ricerca, non sarebbero stati possibili se questi 3 neolaureati non avessero collaborato fra di loro. Non è soltanto un approccio interdisciplinare e multiscalare, ma è anche un esempio, secondo me, mirabile di collaborazione, una collaborazione che è durata fino a un'ora fa. Ecco, io penso che
Personalmente questo è l'aspetto più bello per me, che mi dà più soddisfazione come docente, e quindi lascio la parola ai nostri 3 relatori che vi illustreranno, prima vi introdurranno i 4 video e poi video per video ve li faranno vedere. Noterete che ognuno dei video ha la prima sequenza identica per tutti, perché possono essere pensati per essere visti separatamente fra di loro e sono pensati per essere visti sia con l'audio sia senza audio, per cui possono essere visti in modalità diverse. In più, come vedrete, ci sono delle didascalie sia in italiano che in inglese, perché appunto vogliamo aprire a un pubblico internazionale. Io, oltre a ringraziare l'Ateneo Veneto e il mio dipartimento, vorrei anche veramente di cuore ringraziare la Curia nella persona di Don Gianmatteo Caputo e la Fondazione Gran Teatro La Fenice nella persona dell'architetto Longato e del dottor Henry, che ci saluterà introducendo il video sul Gran Teatro La Fenice. Dunque, lascio la parola ai 3 ragazzi che vi illustreranno prima di tutto il video sull'Insula, poi quello sulla scuola di San Fantin, chiesa di San Fantin e La Fenice. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio tutti di essere qui presenti oggi. Parlo a nome sia mio che delle mie colleghe e ci tengo a ringraziare tutte le istituzioni che sono state nominate fino adesso, in particolare una persona che a noi è stata molto d'aiuto, cioè il nostro professore Gianmario Guidarelli, e ringraziamo per averci dato la possibilità di studiare un tema così affascinante quanto vedrete complesso. Nel corso della presentazione ognuno di noi illustrerà il proprio lavoro, però ci tenevamo a partire con un lavoro che è stato comune a tutti e che è stato il nostro punto di partenza per lo studio che abbiamo effettuato, quindi l'Isola di San Fantin. Sarò breve perché vorrei che i video parlassero da soli, anche perché abbiamo detto già tutte le cose che mi ero programmato di dire. Comunque volevo solamente ricordare che la particolarità di questa ricerca sta appunto nel combinare i 2 diversi livelli di analisi, cioè da un lato quello legato all'architettura, quindi lo studio dei singoli edifici e dei suoi cambiamenti, e dall'altro una visione molto più d'insieme e generale che tiene conto delle trasformazioni del tessuto urbano nel suo complesso. Abbiamo lavorato appunto a diverse scale, integrando prospettive che in genere lavorano separatamente e collocando tutto questo lavoro all'interno di una cornice storica. Per rendere il lavoro più concreto e accessibile abbiamo utilizzato strumenti tecnologici avanzati, come vedete la modellazione tridimensionale, che ci hanno permesso di visualizzare le trasformazioni dell'isola e non solo, anche di trasmetterle in modo, speriamo di esserci riusciti, in modo abbastanza chiaro e concreto. Non vorrei anticipare più di tanto, anche perché dopo informazioni e date verranno riportate nei video, ma volevamo darvi una chiave di lettura che secondo noi potrebbe essere abbastanza utile per comprendere i 4 video. I periodi storici scelti per eseguire l'analisi storica appunto sono 4 e ognuno di questi è basato su una mappa o su una veduta o su un catasto che è stato come un punto di riferimento e una base solida da cui partire per poi eseguire le analisi sulla fase storica. La narrazione, almeno per questo video dell'Insula, non seguirà una narrazione cronologica lineare, ma partiremo da un'analisi dello stato di fatto, quindi della configurazione attuale, per poi andare indietro nel tempo fino al 1500, la base della nostra ricerca, e solo successivamente cercheremo di esplorare fase per fase come le trasformazioni siano venute e come queste hanno inciso sulla configurazione attuale dell'isola.
Vedrete in queste fasi che, come ha detto prima il professore, con l'avanzamento dei secoli il campo si è monumentalizzato, quindi sempre più edifici di un grande carattere artistico e storico si sono concentrati all'interno di un piccolo campo che appunto si risulta uno dei più piccoli campi di Venezia. Il video che vedrete è stato frutto di un lavoro che ha cercato di unire il rigore dell'analisi storica e anche le potenzialità che insomma, i giorni d'oggi ci hanno offerto. Il nostro obiettivo era non solo quello di raccontare dei cambiamenti fisici, diciamo, ma anche di invitarvi, una volta uscita da qua o in prossimi giorni, a osservare il campo, insomma, con degli occhi diversi, a mettere uno sguardo sull'architettura, sulle case, sul contesto che lo circonda, perché ognuno di questi elementi conserva dei frammenti di storie e dei significati che noi abbiamo cercato di valorizzare nei nostri video. Spero che questo sia uno spunto e speriamo che vi aiuterà ad apprezzare ancora di più la ricchezza e la complessità della nostra città. Grazie e buona visione. L'isola di San Fantine è una delle più piccole isole che compongono Venezia. L'attuale conformazione è ottenuta dalle numerose trasformazioni urbane e architettoniche avvenute nel corso dei secoli. I canali che la circondano sono oggi scavalcati da 7 ponti che la collegano alle 5 isole adiacenti. Fino al XIX secolo le 2 isole di San Fantine e Santa Maria del Giglio erano unite. Il prolungamento del Rio della Vesta ha segnato la loro separazione. L'insola è caratterizzata dalla presenza di 3 monumentali edifici situati nel campo. La chiesa di San Fantine, la scuola grande di San Fantine, oggi Ateneo Veneto, e il Gran Teatro La Fenice. Il campo, uno spazio a forma di ferro di cavallo, è al centro di un sistema di spazi urbani, calli e campielli che si sviluppa a raggiera dal centro verso i margini dell'insula. La pianta prospettica di Jacopo de Barbari mostra la forma originaria dell'isola e la chiesa romanica prima della sua ricostruzione. Ma anche la prima sede della confraternita di San Fantine, che ancora nel 1471 era un edificio molto meno monumentale dell'attuale. Il campo aveva una diversa conformazione rispetto a quella attuale. Erano presenti solo 4 dei 7 ponti odierni. Nei secoli successivi l'insula subì importanti modifiche, la ricostruzione della chiesa di San Fantine nel 1507 e la costruzione della nuova scuola di San Fantine completata nel 1664. Nel 1696 risulta ancora allacciata all'insula di Santa Maria del Giglio, come testimonia la pianta prospettica di Giovanni Merlo. Nella veduta di Giovanni Merlo, la chiesa è raffigurata ancora nella sua forma romanica. Nel frattempo era stata completata la ricostruzione della scuola di San Fantine. Nella zona attualmente occupata dal Teatro La Fenice, la Scuola Grande di San Rocco costruì nel 1536 un complesso residenziale. Fu poi costruito il Ponte della Malvasia. L'inizio del XIX secolo segna notevoli cambiamenti nel tessuto urbano dell'insula. Nel 1792 viene infatti realizzato il Teatro La Fenice, che comportò anche lo scavo di un canale tra San Fantine e Santa Maria del Giglio per consentire l'accesso acqueo degli spettatori del teatro insieme a quello terrestre sul campo. Poi la Fenice fu ricostruita dopo l'incendio e furono costruiti 2 ponti, uno per l'accesso pedonale al teatro, uno per un veloce collegamento da Piazza San Marco. Il catasto napoleonico testimonia la costruzione del teatro e la conseguente monumentalizzazione del fronte occidentale del campo. La trasformazione più importante che ha caratterizzato l'insula è però la monumentalizzazione del campo, con la costruzione della chiesa, della scuola di San Fantine e del Teatro La Fenice. Inoltre la costruzione dei ponti, esito di una progressiva pedonalizzazione e modernizzazione della città, ha reso molto più efficiente il collegamento con le insule vicine. Questi collegamenti però non hanno stravolto il sistema di percezione dinamica del campo.
condizionata dal progressivo avvicinamento dalle calli. Bene, ora scendiamo di scala e vediamo il video sulla scuola di San Fantine. Do la parola a Erika Baldini. Buonasera a tutti. Stiamo per vedere è il frutto di un percorso di ricerca che ho intrapreso partendo da una tesi di laurea e proseguendo con una borsa di ricerca. Questo percorso è dedicato all'esplorazione e all'analisi di alcuni dei luoghi più emblematici della città di Venezia, ovvero la scuola di San Fantine, oggi sede dell'Istituto Culturale Ateneo Veneto. L'obiettivo di questo lavoro è quello di studiare le trasformazioni storico-architettoniche di questo edificio e rendere queste conoscenze acquisite accessibili a tutti, in modo tale di promuovere la comprensione e la conoscenza del patrimonio culturale veneziano. La scuola di San Fantine svolge un ruolo significativo nel contesto culturale e storico della città di Venezia e utilizzando un approccio incrociato tra ricerca storica e l'impiego di tecnologie avanzate al fine del rilievo digitale ci ha permesso di definire le complesse fasi evolutive di questo edificio, a partire dalla sua fondazione fino alla funzione attuale come Ateneo Veneto. La presentazione che stiamo per vedere si articola in 3 parti principali, ciascuna si focalizza su un aspetto diverso di questo edificio. La prima parte si concentra dalla sua fondazione nel 1471, avvenuta questa per la fusione di 2 precedenti scuole, la scuola di Santa Maria della Giustizia e la scuola di San Girolamo. Questa confraternita si instaurò in un edificio dalle caratteristiche architettoniche modeste, pur rispettando gli standard architettonici tipici delle scuole veneziane. Nella seconda parte affronteremo invece la ricostruzione, avvenuta a seguito di un incendio nel corso del 1562 che distrusse gran parte della struttura originaria. Questo fu un evento che portò un'occasione per la confraternita per poter ampliare e arricchire la propria struttura, anche per adeguarsi alle nuove esigenze dei confratelli all'epoca. E poi nel video verrà anche mostrato come nel corso del XVII secolo questo edificio mutò ancora una volta ampliando i suoi spazi, scusate, proseguendo questa ricerca di questa ricostruzione ci ha permesso anche di individuare degli elementi comuni delle scuole veneziane, come la sua suddivisione in 2 corpi principali collegati da una scala monumentale e inoltre la suddivisione interna delle funzioni stesse, ovvero degli ambienti dedicati allo svolgimento di attività religiose o attività devozionale al pian terreno, invece ambienti dedicati per l'attività di tipo amministrativo al piano superiori. Inoltre questo ci ha anche permesso di esaminare il rapporto dell'edificio stesso con il contesto urbano, quindi il rapporto con il campo, il rapporto con la chiesa vicina e le calli circostanti. Questo anche perché vi era questa lettura ci ha permesso anche di fare una lettura organizzativa degli arredi, soprattutto dell'ambiente dell'aula magna, per la presenza di ben 2 altari, e questi posizionati in asse con gli accessi monumentali dell'edificio. Questi altari erano posizionati in maniera strategica all'interno di questo ambiente dove siamo oggi, e rappresentano anche la fusione delle 2 precedenti scuole, quindi a testimonianza di questo evento che portò alla fondazione stessa della confraternita. E il primo altare, quello dedicato a San Girolamo, oggi è purtroppo disperso, e invece il secondo altare, quello dedicato alla crocifissione, ad oggi conservato all'interno della Basilica di San Giovanni e Paolo.
concluderà la nostra esplorazione con l'analisi della facciata della scuola di San Fantin, che con i suoi due livelli principali e la divisione in 3 campate, ciascuna organizzata secondo un ordine architettonico, riflette l'evoluzione storica e la funzione dell'edificio. La facciata, con il gioco di colonne ioniche, corinzie, il suo timpano spezzato che culmina con una nicchia decorata, è una sintesi visiva dell'importanza estetica e strutturale dell'edificio nel tessuto urbano di Venezia. Questa indagine, che ha integrato quindi sia fonti storiche che le innovazioni tecnologiche, non solo ci ha permesso di riscoprire e valorizzare la scuola di San Fantin, ma ha anche aperto delle nuove prospettive per la conservazione e la comprensione del patrimonio culturale veneziano. Grazie a tutti per l'ascolto e alla visione. L'isola di San Fantin è una delle più piccole isole che compongono Venezia. L'attuale conformazione è ottenuta dalle numerose trasformazioni urbane e architettoniche avvenute nel corso dei secoli. La modellazione digitale aiuta a ricostruire l'evoluzione urbana dell'insula e le vicende costruttive della scuola di San Fantin. La scuola di San Fantin, istituita nel 1471 dalla fusione delle confraternite di San Girolamo e Santa Maria della Giustizia, era situata in un semplice edificio confraternale. L'aspetto della sua facciata è documentato nella pianta prospettica di Jacopo de Barbari del 1500. Dopo l'incendio del 1562, l'edificio venne ricostruito. La sede medievale della scuola è stata ricostruita nel 1592 e più volte ristrutturata nei secoli successivi. L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica principale su 2 piani e un corpo minore per la sala capitolare collegati da una scala monumentale. Questa pianta rispecchia la tipica disposizione delle scuole grandi di Venezia, con l'associazione di 2 diversi corpi di fabbrica. Nella sala inferiore, chiamata oratorio, erano sistemati 2 altari, frutto della fusione delle 2 confraternite originarie. L'altare posto sul lato lungo, dedicato a San Girolamo, era in marmo bianco ed è andato disperso dopo la chiusura della scuola nell'800. L'altare della Crocifissione era posto sul lato breve della sala, è oggi ricollocato nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. La disposizione di questi 2 altari era strettamente legata alla posizione dei 2 accessi alla scuola, allineati con la chiesa e le calli circostanti. Nonostante il cambio d'uso occorso nel XIX secolo con la destinazione a sede dell'Ateneo Veneto, l'edificio ha in gran parte conservato la propria veste architettonica, soprattutto nell'aula magna. La sala Cini, precedentemente destinata a sagrestia, è decorata con dipinti di Jacopo Palma il Giovane, Alessandro Longhi e Francesco Fontebasso. Al piano superiore, la biblioteca, ornata con dipinti di Jacopo Palma il Giovane e Jacopo Tintoretto, occupa l'ambiente costruito originariamente come sala capitolare. La Sala Tommaseo era originariamente l'albergo piccolo. Il sottotetto è stato ricostruito in calcestruzzo armato. All'esterno le facciate presentano un linguaggio architettonico molto differenziato. Le facciate sul campo e su Calle della Verona sono molto monumentali. Le altre sono quasi del tutto prive di decorazione.
La facciata principale, simile a quella di una chiesa, è suddivisa in 3 campate su 2 livelli, scanditi da semicolonne ioniche al piano terreno e corinzie nel primo piano. Gli elementi dei 2 ordini architettonici seguono una precisa gerarchia. Quello maggiore inquadra finestre e porte, quello minore sostiene gli archi delle aperture. La trabeazione dell'ordine maggiore sostiene una trabeazione che sporge in corrispondenza di ogni semicolonna, secondo un principio tipico di molti archi trionfali antichi. Il coronamento della facciata è un complesso fastigio, simile a quello di molte chiese, originariamente ornato da 2 edicole, poi demolite. Dopo la conversione a sede dell'Ateneo Veneto, l'edificio è stato restaurato con l'aggiunta di nuovi ambienti destinati a segreteria. Nel 1956 Ferdinando Forlati ricostruì il tetto, sostituendo la copertura lignea con una struttura in cemento armato. Grazie a queste trasformazioni e modernizzazioni, l'edificio può ospitare il ricco programma delle attività dell'Ateneo Veneto, mantenendo viva la memoria della sua storia architettonica e artistica. Bene, ora do la parola a Carlotta Zaramella che ci parla della sua ricerca e del video sulla chiesa di San Fantino. Buonasera a tutti, il video che stiamo per vedere tratterà la chiesa di San Fantin nelle sue varie fasi storiche. Il video è l'esito di una tesi di laurea che poi è proseguita con la ricerca sul monumento, che oggi vive un po' nell'ombra degli altri 2 monumenti che si affacciano sul campo, che sono appunto l'Ateneo Veneto e la Fenice, nonostante abbia una storia molto interessante. La chiesa infatti è stata una delle prime chiese a Venezia, è stata costruita nel 996 e la sua presenza è testimoniata fin dalla prima cartografia di Venezia, redatta da Fra Paolino Minorita, che appunto testimonia la presenza della chiesa ma senza dare nessun dettaglio sulla sua conformazione architettonica, che infatti resta ignota, anche se si suppone che fosse già fondata sui muri che vediamo tutt'oggi. Infatti, secondo uno studio prospettico e geometrico sulle calli condotto sulla planimetria prospettica appunto di Jacopo de Barbari, che ritrae la seconda chiesa, quindi quella che è stata finanziata dalla famiglia Pisani, si può dedurre che appunto questa sua conformazione molto semplice, molto squadrata, potesse avere appunto potesse essere ricondotta anche alla prima chiesa. Jacopo de Barbari mostra una chiesa che si dispone su 3 navate e presenta un alto campanile. Inoltre si può dedurre che la facciata che ritratta da Jacopo de Barbari fosse nella stessa posizione attuale, pur avendo una facciata, un frontone completamente diverso da quello che vediamo oggi. Infatti si presentava come un frontone piatto trilobato, di cui oggi non ci resta niente. Le fondazioni appunto della seconda chiesa sono parzialmente rimaste uguali, anche se appunto secondo la volontà del cardinale Zen, che ha finanziato la chiesa con il suo lascito testamentario, appunto aveva prescritto l'ampliamento e l'innalzamento della chiesa. L'innalzamento è stato effettivamente realizzato.
Infatti la chiesa che vediamo oggi è molto più alta rispetto a quella ritratta nel De Barbari, mentre l'ampliamento è stato parzialmente realizzato con l'aggiunta del presbiterio, che sorge praticamente sopra a un lotto residenziale che Jacopo De Barbari raffigurava. E questa è una delle grandi novità, appunto, a cui sono giunta con questa ricerca. Infatti nel 1500, dietro la chiesa dove oggi vediamo il presbiterio, c'era un campo e tre edifici rettangolari. Inoltre il cardinale aveva come volontà quella di rivestire la chiesa con dei marmi policromi, cosa che appunto non è stata realizzata, come possiamo vedere oggi, anche se il suo rivestimento completamente in marmo bianco è un po' singolare per Venezia, infatti lo ritroviamo solo questo rivestimento in marmo nella Basilica di San Marco. Inoltre la conformazione interna della chiesa è molto singolare, infatti presenta 3 navate, una principale e 2 laterali, che hanno una copertura a volte a crociera e a botte, che si alternano seguendo il modello bizantino del quincunx, e anch'esso lo ritroviamo nella Basilica di San Marco. Poi è stato ripreso anche nella chiesa di San Salvador e nella chiesa di San Giovanni Crisostomo. Internamente, appunto, si può vedere il presbiterio che è coperto da una cupola che si vede anche da fuori, che ricorda un monumento funebre. E infatti nella chiesa dei Santi Apostoli c'è un monumento funebre dedicato a Corner che è molto simile, appunto in scala molto ridotta, essendo un monumento funebre, però che è sorretto appunto da queste 4 colonne monumentali scanalate che sorreggono la cupola, che è sovrastata da una lanterna che dà luce all'interno. Mentre sotto il presbiterio e l'altare si trova una cripta, una delle poche a Venezia, purtroppo inagibile, che prende luce però da 17 oculi che si riescono a vedere esternamente. Sono parzialmente tamponati oggi, però un tempo erano protetti da delle grate. E inoltre, appunto, come si può vedere oggi, non c'è il campanile, che è stato rimosso ed è stato sostituito da un piccolo campanile a vela. E questa ricerca ha dato spunto a delle nuove ricerche che si possono fare appunto su questo interessante manufatto, e spero che questo video vi piaccia. Grazie. E volevo ringraziare soprattutto Don Gian Matteo Caputo, che mi ha dato una grande mano per questo lavoro, e anche il mio professore. San Fantin è una delle più piccole insule che compongono Venezia. Situata al centro del sestiere di San Marco, deve il suo nome alla chiesa fondata nel X secolo. Grazie all'uso della modellazione digitale e all'interazione tra gli strumenti della storia dell'architettura e quelli delle Digital Humanities, è stato possibile ricostruire la storia dell'insula e della chiesa, mettendo in luce per la prima volta le reciproche interazioni. San Fantin è una delle chiese più antiche di Venezia. Della forma della prima chiesa, costruita nel 996, non sappiamo nulla. La prima fonte risale al XIV secolo e testimonia la dedicazione della chiesa a San Fantin, oggi raffigurato da una statua nella tradizionale iconografia di cavaliere. Una seconda chiesa fu costruita nel corso del XII secolo sulle fondazioni del primo edificio, come raffigurato nella pianta prospettica di Jacopo De Barbari del 1500. Si trattava di un edificio a 3 navate, situato al centro del campo e con un campanile sul lato settentrionale. Nella ricostruzione della terza chiesa, questo campanile fu demolito. Per il resto, il nuovo edificio conserva le pareti perimetrali della chiesa romanica, con l'aggiunta
dopo la demolizione di un lotto di edifici residenziali preesistenti, di un vasto presbiterio. È possibile che alcuni spolia della chiesa precedente siano ancora visibili, l'acquasantiera del XII secolo ricavata da un capitello polilobato figurato, o il prezioso fonte battesimale in marmo proconnesio. L'erezione della nuova e maestosa chiesa fu possibile grazie ai 10.000 ducati lasciati in testamento nel 1501 dal cardinale Giovanni Battista Zen, nipote del Papa Paolo II Barbo e vescovo di Vicenza. Il testamento prevedeva anche la costruzione di una sepoltura a San Marco e dell'altare maggiore della cattedrale di Vicenza. Il fastoso rivestimento della chiesa in pietra d'Istria, reso possibile grazie a un generoso lascito testamentario, era stato accuratamente pianificato dal benefattore. Nel suo testamento aveva previsto l'ingrandimento della chiesa e il suo rivestimento in marmo policromo, noto per bellezza e raffinatezza, ma le chiare volontà espresse nel lascito furono rispettate solo in parte. Secondo un progetto a cui collaborarono Antonio Abbondi, detto lo Scampagnino, e Jacopo Sansovino, la struttura della precedente chiesa fu notevolmente ampliata ed elevata. Internamente il corpo di fabbrica è stato svuotato e ricostruito secondo un modello spaziale molto complesso, basato sulla rielaborazione dello schema bizantino a quincunx. Lo schema a quincunx, che a Venezia ha come prototipo la Basilica di San Marco, è una cellula spaziale a base quadrata suddivisa in 5 elementi. 4 quadrati minori disposti sui punti estremi delle 2 diagonali e uno maggiore al centro. Nella chiesa di San Fantin, questo schema è stato adattato alla nuova volumetria dell'edificio mediante il concatenamento di 2 moduli a cui sono stati tolti alcuni elementi periferici. A questo spazio sono poi stati aggiunti 2 elementi, il presbiterio, coperto con una cupola, e il vestibolo, coperto con una volta a botte. La nuova planimetria della chiesa è stata però profondamente condizionata dalla relazione con gli spazi urbani con cui interagisce attraverso le aperture. La chiesa, infatti, ha 4 entrate laterali e un ingresso principale che guida i fedeli al percorso processionale, consentendo loro di immergersi gradualmente nell'atmosfera sacra, procedendo all'interno dell'edificio verso l'altare maggiore. Questo progressivo avvicinamento all'altare maggiore è reso solenne non solo dal sistema di volte che richiama lo spazio marciano, ma anche dagli ordini architettonici all'antica che rivestono le strutture della chiesa. Questo percorso si conclude nel presbiterio, sopraelevato su una cripta, una delle pochissime sopravvissute a Venezia. La cripta confina con un locale seminterrato situato sotto la sacrestia. La zona sotto il presbiterio presenta una copertura in mattoni, costituita da volte a crociera ribassate, sorrette da 10 colonne tozze in marmo. Grazie all'approccio innovativo della nostra ricerca, che intreccia storia dell'architettura e digital humanities, è stato possibile ripercorrere le fasi costruttive dell'edificio nell'evoluzione urbana dell'insula, aprendo la strada a nuove ricerche. Il prossimo video è quello sul Teatro La Fenice, quindi vorrei chiamare il dottor Andrea Erri, che è il direttore generale della Fondazione Teatro La Fenice, per un saluto. E volevo anche dire che la lettura dei testi è stata possibile grazie a una generosa collaborazione della Fondazione. Ma se sono troppi o pochi, intanto io li prendo gli applausi e dopo vedremo se saranno troppi o pochi. Saranno giudizi di altri. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti voi.
Mi fa molto piacere essere presente, ma soprattutto che la caparbietà della Presidente, nota caparbietà della Presidente Magaraggia abbia portato un po' una collaborazione che inizialmente mi vedeva, non voglio dire scettico, però forse non avevo capito bene, credevo che fosse il solito progetto degli ingegneri che spaccano il capello in quattro, ma che spesso dal punto di vista della comunicazione non sono poi così comunicativi. Però sono felice di dire che mi sono completamente sbagliato e quindi durante il primo incontro col professor Guidarelli invece ci siamo resi conto di come il potenziale che dischiude questo tipo di prototipo, perché voglio dire questo può rappresentare una versione zero, un modulo zero anche di un'attività di ricerca che però combini, vedete, come il linguaggio è stato studiato molto bene in maniera piuttosto anche sintetica ma anche divulgativa, a una serie di attività che noi pensiamo sempre come istituzioni culturali all'interno e chiuse all'interno di quelli che è l'involucro del nostro edificio e che invece possa essere esteso invece a spazi più ampi, perché come sempre sapete, secondo la visione sistemica, l'insieme è sempre superiore rispetto alla somma delle singole parti. Noi ci abbiamo provato con un piccolo esperimento che abbiamo fatto negli anni scorsi, forse qualcuno di voi è anche venuto, perché abbiamo condotto una serie di attività all'interno dell'isola di San Fantin, grazie anche alla collaborazione con la Curia, e questo ci ha consentito anche di dischiudere. Abbiamo avuto dei grandi dei riscontri molto positivi di questa attività. Quindi questo vuol dire che cosa? Vuol dire che le attività che escono, anche culturali che escono dai loro confini, possono suggerire anche nuovi percorsi, anche nuovi filoni narrativi che possono essere interessanti. Sto pensando per esempio ad alcune attività che si potrebbero sviluppare anche che riguardino anche non solo l'interno delle nostre istituzioni, ma anche appunto quelli che sono gli spazi contenuti all'interno delle varie insule. Sto pensando per esempio, non so, a un progetto che possa con le tecnologie moderne sviluppare, che so, delle soluzioni di realtà aumentata che possano vedere al visitatore che poi si muove all'interno dell'isola anche come questa è evoluta e che tipo di aspetto aveva nelle epoche passate. Ma qui sto già parlando di cose future che non sono di mia competenza, visto che questi... E poi la seconda sottolineatura che volevo fare è quella relativa al valore aggiunto che danno le giovani generazioni, quando sempre è responsabilità nostra impegnarle e dare loro delle suggestioni o delle possibilità per far emergere effettivamente i loro talenti, e sono sicuro che siete tutti d'accordo con me che questi filmati danno l'assoluta dimostrazione di come questo investimento dia di buoni frutti. Grazie a tutti, grazie al professor Guidarelli e ai nostri giovani laureati. Grazie al dottor Andrea Erri e do la parola a Tommaso Sandon. Buonasera di nuovo. Questo è l'ultimo video di questa sera, appunto riguarda il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Video che, come abbiamo detto fin adesso, che alla fine le cose che sto per dirvi sono le cose che abbiamo detto finora, però è giusto ribadirle. Il video è stato pensato per un pubblico ampio, quindi sia per chi mastica abbastanza architettura o se ne intende comunque di questi argomenti, e anche per chi è la prima volta che si approccia a questo mondo, al teatro, quindi non conosce ancora l'importanza e la storia che sta dietro al Teatro La Fenice. Questo lavoro è stato reso possibile grazie a
una consultazione infinita, penso, di documenti storici, mappe catastali, modelli tridimensionali, planimetrie, e tutti strumenti che ci hanno permesso di ricostruire con precisione le evoluzioni di questi luoghi dal 1500 fino ai giorni nostri. Un aspetto centrale di questo lavoro è stato il superamento dei tradizionali confini che insistono tra le discipline storiche e quelle architettoniche. Il nostro gruppo di ricerca, come anche per gli altri video, ha sperimentato uno studio integrato tra le mappe storiche e l'approccio modellistico, tipico rispettivamente degli storici e dei progettisti. Nel mio caso ho applicato questo metodo alle vicende costruttive del teatro che, come sapete, ha avuto 2 incendi e 2 successive ricostruzioni. Durante il mio percorso di ricerca mi sono dedicato a comprendere come l'architettura della Fenice e il tessuto urbano circostante siano cambiati nel tempo. Quindi ogni elemento, cioè dal teatro ai ponti, alle abitazioni che lo circondano, alle calli delle abitazioni che compongono l'isola, cioè tutto questo racconta una storia di adattamento reciproco tra l'edificio, cioè il teatro, e il suo contesto. In particolare, la successione delle fasi costruttive della Fenice è un esempio di questa interazione tra edificio e contesto. Da un lato, come vedremo anche nel video, la planimetria della Fenice, così come progettata da Gian Antonio Selva nel 1792, è stata fortemente condizionata dal contesto urbano, e questo perché è stata costruita su un preesistente complesso residenziale che è stato completamente demolito per dar luce alla Fenice. Dall'altro lato invece è vero anche che è stata l'importanza del teatro a influenzare il contesto urbano. Infatti, come vedremo e anche come abbiamo già detto nel video dell'Isola, è stato aperto un canale all'inizio del XIX secolo per consentire un secondo accesso alla Fenice, quindi per delle esigenze e delle accessibilità proprie del teatro. Grazie a queste fonti ho potuto esplorare sia le grandi trasformazioni sia i cambiamenti del tessuto urbano. La Fenice in particolare è un esempio di continuità, quindi nonostante i 2 incendi che hanno devastato il teatro, è sempre rinata ed è sempre rinata conservando la sua identità e il suo ruolo culturale al centro del cuore di Venezia. Questo è stato possibile, sì, grazie a un dialogo continuo tra presente e passato, quindi tra tradizione e innovazione tecnologica. Il video dura circa 4 minuti e cerca di raccontare un argomento di cui si potrebbe parlare per delle ore, però si tratta di un percorso visivo che alterna immagini e sequenze animate con una voce narrante che guida lo spettatore attraverso le diverse fasi evolutive del teatro e dell'isola. Vedrete come gli spazi si sono trasformati nel tempo, passando da semplici abitazioni private a quello che conosciamo oggi come il Gran Teatro La Fenice. Il video cerca inoltre di trasmettere non solo la bellezza architettonica della Fenice, ma anche il contesto che lo circonda, il fatto di calli, di ponti, di abitazioni che rendono unico questo angolo di Venezia. È una storia che parla di dettagli, di adattamenti e di come il tutto contribuisca a dare forma e identità a un luogo. La storia della Fenice e di San Fantin è un esempio di come l'architettura possa raccontare i cambiamenti di una città e le sue sfide e la sua capacità di adattamento. Quindi vi invito tutti a lasciarvi incuriosire da queste immagini ed approfondire la conoscenza di un luogo che rappresenta non solo il passato ma anche il presente e il futuro della nostra città. Bene, grazie e buona visione. Quella di San Fantin è una delle più piccole insule che compongono Venezia. Situata al centro del sestiere di San Marco, deve il suo nome alla chiesa fondata nel X secolo. Alla fine del XVIII secolo si decide di costruire un teatro che in breve diventerà uno dei più prestigiosi al mondo.
L'edificio, segnato da 2 incendi e successive ricostruzioni, ha origine con il progetto di Giannantonio Selva del 1792. La conformazione dell'edificio e l'organizzazione degli spazi interni risente fortemente del contesto urbano. L'interazione tra la storia dell'architettura e le digital humanities permette di mettere in luce queste interazioni. La facciata neoclassica del teatro contribuisce a monumentalizzare il campo di San Fantin, insieme ai prospetti della chiesa e della sede dell'Ateneo Veneto. Gli spazi interni progettati da Selva si susseguono in un percorso monumentale. Il foyer è il punto di ritrovo per il pubblico prima degli spettacoli, durante gli intervalli e al termine delle rappresentazioni. Al piano superiore, le 5 sale apollinee accolgono gli spettatori durante le pause e ospitano concerti di musica da camera, cerimonie e conferenze. La sala e la torre scenica costituiscono il cuore pulsante dell'edificio. Nel corso dell'ultima campagna di ricostruzione, completata nel 2004 dopo l'incendio del 1996, al manufatto storico è stata aggiunta la sala prove dedicata ad Aldo Rossi. La sala si ispira alle facciate della Basilica Palladiana di Vicenza. Il teatro, in realtà, era già stato devastato da un altro incendio, scoppiato il 13 dicembre 1836. Nella notte del 29 gennaio 1996, un secondo devastante incendio distrusse l'intero teatro, risparmiando solo i muri esterni. In ognuna di queste 2 ricostruzioni è sempre stata conservata in gran parte la planimetria del teatro progettato da Selva. I teatri costruiti alla fine del Settecento, come la Scala dei Piermarini a Milano, si distinguevano per la loro forma compatta e regolare. Nel progettare il suo teatro, però, Giannantonio Selva dovette adattarsi alla forma dell'area in cui, nel 1536, la Scuola Grande di San Rocco aveva costruito un vasto complesso residenziale. Con la demolizione delle case realizzata per fare posto al teatro, si liberò un lotto dalla forma irregolare che Selva utilizzò per progettare un edificio dalla forma complessa ma di grande efficienza funzionale. Le modifiche nelle 2 successive ricostruzioni riguardano l'aggiornamento funzionale e gli impianti. L'ala nord è stata ampliata per gli uffici amministrativi e un deposito per le scenografie. Nell'ala sud è stata costruita la sala Aldo Rossi. Nel 1936 Eugenio Miozzi ha sopralzato la torre scenica, migliorando le potenzialità tecniche del teatro. Si è proceduto alla modifica della disposizione del tetto del foyer. È stato aggiunto un volume d'ingresso laterale, creando un collegamento tra la sala e il campo. Infine è stato costruito un ponte, oggi dedicato a Maria Callas, che agevola l'accesso pedonale all'ex ingresso principale. Il Gran Teatro La Fenice di Venezia incarna nella sua forma complessa ma perfettamente integrata con il contesto urbano l'anima di Venezia, capace di modernizzarsi continuamente, rinnovando la sua identità. Bene, avete potuto vedere come ognuno di questi video è l'espressione di singole sensibilità in un lavoro comune, ribadisco, di continua collaborazione, pensato per la trasmissione di esiti di ricerche che, come avete potuto vedere oggi in anteprima, hanno portato anche delle sostanziali novità in ognuno dei campi, dei temi associati ai video. Abbiamo qualche minuto per domande, se ci sono, osservazioni, è a disposizione un microfono. Allora, la gioia di vedere dei ragazzi così giovani, così preparati, che ci hanno regalato una cosa veramente straordinaria, dimostrando di saper coniugare lo studio classico con la tecnologia avanzatissima, perché quello che ci avete mostrato è una cosa veramente straordinaria. Quindi grazie e complimenti al professore. Mi resta una curiosità, avete parlato di possibili
approfondimenti, a possibili ulteriori ricerche, soprattutto per la Chiesa? È possibile sapere in che direzione potrebbero andare? Sì, soprattutto sulla conformazione appunto della prima chiesa di cui non si sa niente, e anche perché comunque anche della chiesa attuale le notizie storiche sono davvero scarne rispetto agli altri due edifici. Quindi si potrebbe potenzialmente fare un'ulteriore ricerca, per esempio negli archivi storici, all'archivio di Stato per esempio. Comunque ci sarebbe la possibilità appunto di approfondire e di poter appunto conoscere, o magari anche parzialmente conoscere, la conformazione della prima chiesa, che ad oggi non si sa. Esatto. È stata fatta tanta ricerca, ma ce n'è ancora tanta da fare. Va bene, allora io vorrei fare un applauso a questi 3 ragazzi. Cosa? Grazie. Bene, grazie per la vostra presenza. Arrivederci.